È finita in Olanda la latitanza di Gioacchino Bonarrigo, elemento di spicco della cosca Bellocco di Rosarno, ricercato dal 2011, 5 false identità per nascondersi, e accusato di associazione a delinquere, traffico di droga, armi e ricettazione. Lettera del Presidente Oliverio ai funzionari della Regione, basta con le lungaggini burocratiche, verrà individuato un responsabile per ogni passaggio amministrativo in itinere. La Commissione Consigliare Sanità ha pronto un disegno di legge per favorire il parto in casa, firmatari i consiglieri Guccione e Mirabelli, previsto un contributo alle spese per le puerpere di 1.000 euro. Hanno protestato questa mattina a Catanzaro i 61 ricercatori precari in servizio nell'Università Magna Grecia, chiedono la stabilizzazione. Escavatori della Sorical in azione all'Università della Calabria per individuare la rete di tubi che collegano il serbatoio dell'acqua alle abitazioni degli studenti e nelle aule, per recuperare litri del prezioso liquido che si disperdono nel terreno. Il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, fa appello alle istituzioni affinché venga ripristinato il finanziamento di 1,5 milioni di euro per il completamento del santuario San Francesco di Paola, sospeso dal MIBAC. I dirigenti della Vibonese hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per ottenere giustizia. Si chiede l'ammissione del campionato di Serie C. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano. È finita ad Amsterdam la latitanza di Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, di 5 frondi, ritenuto elemento di spicco della cosca Bellocco di Rosarno. Destinatario di mandato d'arresto europeo dal 2016, deve scontare anche 2 anni di reclusione per armi e ricettazione. Per spostarsi da un paese europeo all'altro utilizzava ben 5 false identità. L'uomo è stato rintracciato, ammanettato dai carabinieri di Reggio Calabria e dalla polizia olandese. Sentiamo. Era latitante dal 2011 Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, di 5 frondi, ritenuto elemento di spicco della cosca Bellocco di Rosarno. Nel luglio di 6 anni fa riuscì ad evadere dai domiciliari, da allora era attivamente ricercato. Adesso la sua latitanza è finita ad Amsterdam. Un complesso lavoro di intelligence ha consentito ai carabinieri del reparto operativo di Reggio Calabria, del gruppo di Gioia Tauro e alla polizia olandese di rintracciarlo in un centralissimo quartiere di Amsterdam. La polizia olandese e carabinieri di Reggio lo hanno pedinato, quindi per Bonarrigo sono scattate le manette mentre si trovava per strada. Utilizzava false generalità, ben 5, per muoversi in vari paesi della comunità europea. Quando è stato bloccato dalla polizia olandese ha tentato di negare la propria identità esibendo un documento falso. Quando però ha visto che c'erano anche i carabinieri ha capito che fingere era inutile e così si è arreso. Nella piana di Gioia Tauro Gioacchino Bonarrigo è conosciuto come lo Zingaro, ma nonostante la giovane età è ritenuto dagli inquirenti un esponente di rilievo della cosca Bellocco. È accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Destinatario di mandato di arresto europeo dal 2016, deve scontare anche 2 anni e 19 giorni di reclusione per armi e ricettazione. Da un anno le ricerche per scovare il latitante si sono intensificate. I carabinieri sono riusciti a scovarne le tracce in diversi paesi d'Europa. Bonarrigo si sentiva probabilmente molto sicuro. Grazie ai documenti falsi di cui disponeva si muoveva facilmente da una città all'altra, ma la base era Amsterdam. La città olandese veniva visitata spesso inoltre da amici e familiari del latitante. Così proprio su Amsterdam si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti. Mirati controlli hanno consentito ai carabinieri di individuare Bonarrigo. Così è scattato il blitz che ha messo fine alla fuga del giovane boss di 5 frondi. Il latitante è stato condotto davanti al procuratore di Amsterdam. Si attende adesso la decisione del tribunale della città olandese sulla sua estradizione in Italia. Qualche giorno fa si è concluso al cantiere Calabria all'Unical, una 3 giorni voluta dal Presidente Oliverio, la visita anche di ministri, ha chiuso i lavori il Ministro Minniti. Si è parlato anche dello sviluppo della Regione che passa anche da una burocrazia più veloce. Allora il Governatore ha scritto ai suoi funzionari, ha scritto a tutti quelli che collaborano con la Regione per chiedere velocità, per dire no all'inerzia, per chiedere che la burocrazia non sia più un ostacolo e che la Calabria viaggi veloce. Sentiamo. Nel cantiere Calabria, quello aperto durante la 3 giorni all'Unical, si lavora per inaugurare una fase ad alta velocità. È un obiettivo che il Governatore Oliverio vuole condividere con tutti gli apparati regionali, ai quali ha inviato una missiva con la quale annuncia, o forse sarebbe meglio dire ordina, di abbandonare inerzie e lentezze.
Non è la prima volta che si dichiara guerra alla burocrazia, ma adesso pare sia diventata una questione di vita o di morte, politica si intende. Mai come in questo momento, è scritto nella lettera, occorre superare inerzie, consuetudini e pratiche che spesso determinano stati e paralisi dell'attività burocratico-amministrativa. Questo perché la seconda metà della legislatura regionale impone ora la necessità di aprire una fase di immediata ed efficace operatività. Occorre tradurre in concrete realizzazioni gli interventi e gli obiettivi programmatici che la Giunta regionale sta perseguendo. Sin da subito, scrive Oliverio, secondo il calendario predisposto agli uffici di presidenza della Giunta, sarà definito attraverso un apposito incontro con i dirigenti di ogni dipartimento un piano di adeguamento delle attività amministrative all'esigenza di accelerare le procedure per la realizzazione del programma di governo. Bisogna coniugare i principi di legalità e trasparenza con l'obiettivo della massima efficienza. A tal fine, continua la lettera, è da interpretare con rigore e sollecitudine il pieno rispetto e l'attuazione delle norme legislative che regolamentano lo svolgimento e la partecipazione del procedimento amministrativo. Va da sé che per ogni atto amministrativo deve essere individuato e comunicato il responsabile e chiaramente definiti i termini e l'istruttoria del procedimento. Tutto ciò, dice Oliverio, è fondamentale non soltanto per facilitare la partecipazione attiva del cittadino allo svolgimento del procedimento amministrativo, ma anche per consentire il monitoraggio da parte dell'amministrazione del rispetto dei tempi previsti dall'apposito cronoprogramma e del regolare andamento degli atti endoprocedimentali nelle diverse fasi attuative del procedimento stesso. L'ambizione, spiega Oliverio, è quella di mettere in campo una regione amica dei calabresi e non più ostacolo al tentativo di condurre la regione fuori da una crisi storico-strutturale. E il Presidente si rivolge a dirigenti e funzionari. Il vostro ruolo è fondamentale nel processo di attuazione degli obiettivi che ci siamo dati per la costruzione di una nuova Calabria. Anche per questo, conclude il Governatore, conto molto nella vostra piena collaborazione. Il Consiglio regionale, la Commissione Sanità del Consiglio regionale sta per varare una proposta di legge per consentire alle puerpere che decideranno di partorire in casa di avere un bonus da 1.000 euro. Naturalmente non si tratta di una legge che si propone di far partorire tutti in casa, però di valorizzare questa pratica ormai desueta che potrebbe invece avere un ruolo importante nelle famiglie. Sentiamo. Si torna all'antico, a quando la maggior parte dei bambini nasceva in casa. È un'idea nata nella Commissione Sanità del Consiglio regionale, presieduta da Michele Mirabello, che con Carlo Guccione ha concluso i lavori incardinando e firmando la proposta di legge che introduce norme per il parto a domicilio. Il diritto di scelta della donna e l'importanza di un'assistenza dedicata sono stati i temi delle audizioni dell'ostetrica Carmela Milione per il Collegio Ostetriche di Cosenza, di Laura Pontoriero, pediatra del consultorio di Lamezia, Rosaria Marsico, rappresentanza dell'Associazione Infanzia e Adolescenza Rodari, e di Giuseppe Diaco, pediatra dell'ospedale di Corigliano. Il confronto si è concluso con l'apertura dei termini per le presentazioni di emendamenti. La proposta di legge sul parto a domicilio è particolarmente importante, dicono i firmatari, perché risponde al bisogno di intimità, individualità e condivisione familiare che sovraintende un momento così speciale per la donna che resta libera di stabilire le circostanze nelle quali debba avvenire il parto. Abbiamo affrontato subito un tema molto importante, molto delicato, che riguarda la possibilità di istituire in Calabria, attraverso una legge che reca la mia firma e quella del collega Guccione, delle possibilità di effettuare il parto a domicilio. In buona sostanza noi pensiamo che a determinate condizioni di salute ovviamente della donna sia preferibile che questa particolare fase della vita della donna e per il nascituro possa e debba essere vissuta con un sistema di sicurezza e di garanzie anche dentro la propria casa, come accadeva negli anni in cui tra l'altro c'erano tecnologie molto inferiori rispetto a quelle che oggi sono a disposizione dei nostri concittadini. Su questo abbiamo avviato una lunga serie di consultazioni da parte di associazioni di volontariato, di medici, di pediatri, di ostetriche e stiamo arrivando all'elaborazione al finale del testo che andrà in aula, secondo noi, molto rapidamente. Naturalmente ci sono anche ragioni di natura economica legate alla riduzione dei costi per la sanità pubblica e delle spese per gli interventi medici e chirurgici. Se andrà in porto la proposta di legge, alla puerpera aspetterà un bonus di 1.000 euro per coprire le spese. Chiedono la stabilizzazione i 61 precari che da anni prestano servizio all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Oggi, sostengono i sindacati, ci sono le condizioni per riconoscere i diritti dei lavoratori. Sentiamo.
Indossano la maglietta bianca con la scritta in vista, quasi un'autodenuncia: io sono precario, il loro lavoro ha fatto crescere l'Università Magna Grecia di Catanzaro in ricerca e didattica, ma loro sono rimasti nell'attesa che quel maledetto contratto iniziale a tempo potesse cambiare e trasformarsi a tempo indeterminato. Sono passate tante stagioni, non sono più giovani laureati, ma uomini e donne che rivendicano un diritto e lo fanno in un giorno simbolo, quello cioè della rielezione del rettore, le bandiere dei sindacati a sostegno della lunga vertenza. Noi vogliamo dimostrare che paradossalmente questa realtà di eccellenza della Calabria, dell'Italia, è fanalino di coda rispetto agli altri processi di stabilizzazione del precariato delle altre università o delle altre amministrazioni pubbliche in Italia. Oggi più che mai ci sono gli strumenti idonei per avviare un processo di stabilizzazione. Quello che manca è una presa di, come dire, una constatazione, una presa d'atto da parte dell'amministrazione che è necessario avviare un confronto per capire attraverso questi strumenti come si intende procedere. Noi lo stiamo chiedendo ormai da diversi mesi, è necessario istituire un tavolo tecnico per avviare questo confronto. Qui abbiamo gli atti dei verbali degli incontri fumosi degli ultimi anni, dove questo ateneo purtroppo non ha voluto cogliere due occasioni importanti. Nel 2007 e 2008 con il decreto Nicolais si pose fine parzialmente al fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione. Ebbene, le università della Calabria, l'Università di Reggio Calabria, parliamo soltanto a livello regionale, hanno colto questa opportunità e hanno stabilizzato quasi tutti i tempi determinati. Ci chiediamo come mai, e questo l'ha capito anche il prefetto Latella, come mai ancora gli stessi soggetti, gli stessi attori che nei tavoli hanno negli anni allontanato il processo di stabilizzazione siano ancora presenti e primi attori in questa vicenda. Sorical a lavoro all'Unical, dove si cerca di individuare la rete che collega il serbatoio dell'acqua alle abitazioni. L'obiettivo è quello di arginare le perdite di prezioso liquido. Il nostro direttore Attilio Sabato, sentiamo. Qui siamo a ridosso dell'aula magna dell'Università della Calabria. Lassù più o meno, sì. Vero Adriano, c'è una... Dietro quell'edificio. C'è il serbatoio dell'università che alimenta l'università con due condotte, una arriva qui sul ponte e l'altra va dall'altra parte, ci sono le masonette, poi ci sono le abitazioni che stanno nella strada che dalla 107 si arriva all'università. Adesso qui cosa stiamo facendo? I nostri tecnici, le nostre imprese hanno verificato che dal serbatoio fino a giù, dove sono nei pressi del rettorato, diciamo. Nei pressi dell'aula magna, si perdono 4 litri. Abbiamo chiesto le carte per capire se era tracciato l'acquedotto, abbiamo scoperto che l'acquedotto non è tracciato. E quindi praticamente adesso questi operai vanno a tentoni. Vanno a tentone perché stanno cercando di capire dov'è l'acquedotto. È il secondo tentativo. Secondo tentativo. Una volta individuata la condotta la tracciamo e la portiamo fino al serbatoio, ovviamente senza scavare. Però in un punto bisogna comunque rilevarla. Com'è possibile che non è tracciato sulla mappa dell'università? Bella domanda. Ti posso dire che la maggior parte dei comuni, perché un po' di tempo sto girando come i tecnici, come sai, la maggior parte dei comuni sono messi in queste condizioni. La Calabria che è messa così. Quindi chissà il lavoro che dovevano fare gli ATO in molte zone non sono state fatte. No, si perde una quantità impressionante di acqua, in Calabria si perde il 60% dell'acqua con punte anche dell'80%, è il caso per esempio di Amantea. Sul Rende ci sono alcuni serbatoi che non fanno la propria funzione, cioè si svuotano subito. È vero che c'è acqua in meno perché a Rende ci sono 50 litri di acqua in meno al secondo, cioè prima ne avevano 250, adesso ne hanno 200. Le reti vanno in sofferenza perché c'è una dispersione sul Rende del 40%, cioè la soluzione è, non avendo più acqua, la soluzione è quella di intervenire sulle reti come stiamo facendo qui, perché altre soluzioni non ce ne sono. Anche volendo fare dei pozzi, qualcuno parla dei pozzi, l'acqua che c'è, ma non è così, perché a norma un pozzo per metterlo in funzione e soprattutto verificare se l'acqua è buona ad un pozzo ci vogliono 6 mesi, 8 mesi di controlli, di analisi che bisogna fare sull'acqua, cioè non si può mettere in rete acqua di pozzo che non è buona. Non migliorerà a breve? Allora, se non si mette mani alla rete, se non si fa questo tipo di lavoro, la vedo complicato. Ha questo problema? Sì.
Cioè non c'è... No, rende ce hanno nella riunione che abbiamo avuto l'altro giorno al comune, Acque Potabile ha detto chiaramente che ci sono delle perdite, cioè loro perdono il 40% dell'acqua. Davvero incredibile. Nei giorni scorsi, proprio dal nostro TG, il consigliere regionale Giuseppe Aieta ha lanciato l'allarme sul finanziamento sospeso da parte del Ministero del Santuario di Paola. Si tratta di 1,5 milioni di euro. Oggi l'appello del sindaco della città di San Francesco. Sentiamo. Il santuario di Paola non è solo un luogo dello spirito, ma rappresenta anche un importante traino per lo sviluppo del Tirreno cosentino e della stessa Calabria. D'altronde San Francesco è patrono della regione. La revoca del finanziamento di 1,5 milioni di euro da parte del MIBAC preoccupa le istituzioni del territorio. Nei giorni scorsi l'allarme lanciato dal consigliere regionale Giuseppe Aieta, che ha presentato un'interrogazione al presidente Oliverio e al presidente del consiglio regionale Irto. Oggi Aieta incassa il sostegno del primo cittadino di Paola. A luglio c'è stata una sospensione di questo finanziamento che riguarda proprio il completamento e la valorizzazione del santuario, con ripercussioni dirette sul museo, sull'allestimento del museo, che chiaramente arricchisce l'ordine, arricchisce il santuario, ma darebbe lustro a Paola e all'intera regione. Per cui la mia speranza è che in poco tempo quello che è il grande impegno che i minimi stanno portando avanti possa essere ulteriormente valorizzato, assieme all'onorevole Aieta, assieme soprattutto all'ordine dei minimi, e con l'intervento diretto che penso e spero non mancherà del Presidente della Regione si possono superare questi problemi. Sbloccare, superare gli intoppi burocratici è l'appello che arriva dalla città del Tirreno, che guarda già al 2019. Noi pensiamo che il 2019 ci sarà il 5° centenario della canonizzazione di San Francesco, quindi c'è di nuovo l'attenzione puntata soprattutto dei nostri emigranti, e quindi farli tornare, i turisti, i pellegrini che comunque arrivano al santuario, e fargli trovare la sistemazione del museo, che significa valorizzazione di tutti i beni, di tutte le preziosità, di tutti i tesori che nel tempo sono state regalate al santo e poi ai monaci, è qualcosa di incredibile. Nel nostro territorio del Tirreno cosentino, ma se vogliamo dell'intera Calabria, ci sono degli elementi che più degli altri diventano attrattivi. Il santuario di Paola chiaramente supera di gran lunga tutti gli altri, e sarebbe opportuno che, se ci sono problemi, questi problemi devono essere assolutamente superati, ma questo è possibile se le istituzioni lo vogliono. A Catanzaro adesso per parlare di disoccupazione femminile e violenza di genere, l'incontro promosso dalla FIDAPA. Spesso le donne vittime di violenza non denunciano, anche perché non hanno un'indipendenza economica, e così tra le mura domestiche si consumano soprusi e violenze fisiche e psicologiche, e spesso per la condizione di bisogno che le donne subiscono in silenzio. Un argomento questo delicato, affrontato a Catanzaro nel corso di un incontro promosso dalla FIDAPA sul tema disoccupazione al femminile, problema comune o anche di genere? Si parla di violenza di genere, di violenza economica, perché abbiamo considerato un dato importante. Noi riteniamo, almeno diciamo così, laddove la condizione economica della donna è più, diciamo così, bassa, che il fenomeno della violenza è dentro e non sfocia. Allora il tema deve essere oggi quello di far emergere quelli che sono le ipotesi di violenza che nascono all'interno delle mura domestiche e non vengono denunciate, perché il più delle volte sono condizionate da una situazione economica disagevole della donna. Da tempo però è stato avviato un percorso di reintegro lavorativo di donne vittime di violenza. Siamo qua con l'intenzione di rilanciare su questo, perché la migliore risposta è quella della rioccupazione, o meglio dell'occupazione delle donne, e quando queste sono vittime di violenza farle lavorare diventa veramente una scommessa importante. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo.
Nel tempo è diventata una discarica non autorizzata l'area dell'ex campo sportivo di Villa Piana nel Cosentino, il sito sequestrato dai carabinieri forestali di Corigliano Calabro, che hanno denunciato il titolare di una società per gestione illecita di rifiuti e stoccaggio in area vincolata. Oltre ai pericoli legati ai rischi di inquinamento del terreno, è stato rilevato che lo stato secco dell'enorme massa di rifiuti vegetali frammista alla plastica avrebbe potuto costituire combustibile. Li hanno sorpresi a cacciare i ghiri, specie protetta e a rischio estinzione. 2 bracconieri di 53 e 59 anni sono stati arrestati e posti ai domiciliari a Campana nel Cosentino dai carabinieri con l'accusa di porto illegale di armi e munizioni e abbattimento di animali in via di estinzione. Trovati in possesso di 8 ghiri uccisi, un fucile a 2 canne sovrapposte, diverse cartucce calibro 8 da caccia ed alcuni bossoli. I 2 sono stati posti agli arresti domiciliari per porto illegale di armi e munizioni e abbattimento di esemplari di animali in via di estinzione, mentre le armi sono state sequestrate. Con l'accusa di furto di energia elettrica, i carabinieri di Rendi hanno arrestato un 26enne cosentino. Il giovane agli arresti domiciliari si era allacciato con dei cavi al contatore del palazzo a discapito degli altri condomini. Sul posto tecnici dell'Enel che hanno disattivato la fornitura abusiva. I carabinieri del nucleo ambiente della procura di Vibo hanno sequestrato l'isola ecologica di Pizzoni per un'estensione di circa 500 metri quadrati, trasformata secondo l'accusa in un'enorme discarica a cielo aperto. Il calcio adesso con la querel della Vibonese, la vicenda che si sta trascinando ormai da settimane con il braccio di ferro fra il patron Caffo e la società vibonese appunto ai palazzi del calcio. Tutto si svolge nelle aule dei tribunali, la Vibonese che aveva vinto il primo round poi si è vista invece confermare la Serie D e quindi negare il consenso ad accedere al campionato di Serie C, ma la battaglia continua al TAR del Lazio. La Vibonese ha presentato il ricorso al TAR del Lazio chiedendo la sospensiva della sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del CONI venerdì scorso e di conseguenza l'immediata riammissione in Serie C in attesa di entrare nel merito della vicenda. Il ricorso è già stato notificato alle parti in causa, la Lega Pro e la FIGC. Il presidente Pippo Caffo è stato dunque di parola, ha detto che non si sarebbe mai arreso e ha rilanciato, preferendo non attendere neanche le motivazioni che il CONI avrebbe dovuto rendere note in questi giorni. La Vibonese dunque ha aperto un nuovo tavolo per far valere i suoi diritti nella convinzione di aver subito un'ingiustizia inspiegabile, come ribadisce il direttore generale Simone Lo Schiavo. Noi non accettiamo la Serie D, noi andremo avanti fino a che vi sarà possibile esperire gradi di giudizio. Ancora c'è un grado di giudizio della giustizia sportiva che dovrà decidere, perché la sentenza è stata annullata, ma è stata annullata con rinvio al primo grado di giudizio, quindi non è un annullamento definitivo. Abbiamo ancora delle possibilità giudiziarie e noi, come ha detto anche il nostro Presidente Caffo, non ci arrenderemo sicuramente, perché finché c'è la possibilità di avere giustizia e di ottenere quello che era un diritto già acquisito da una sentenza della Corte d'Appello federale, noi andremo avanti. Intanto rimane da sciogliere l'ultimo enigma. La Vibonese risponderà all'invito della Lega Dilettanti scendendo in campo domenica per giocare la partita di Serie D col Portici, e cosa comporterà questo? Non lo ritengo pregiudizievole per un'eventuale riammissione in Serie C, anche perché c'è ancora strada giuridica da percorrere nelle sedi opportune giudiziarie. Domenica fino a prova contraria dovremmo in teoria scendere in campo con il Portici, perché vi è stato un annullamento della sentenza che riporta le situazioni giuridiche antecedentemente al 24 agosto, data in cui eravamo in Serie D. Però non per questo noi accetteremo mai questa decisione. Ma non è tutto, perché la questione potrebbe essere affrontata non solo dai giudici amministrativi ma anche da quelli ordinari, visto che è intenzione della Vibonese denunciare Gravina e la Lega Pro per omissioni d'atti d'ufficio. L'obiettivo è quello di tornare subito tra i professionisti facendo leva sulla sentenza della Corte Federale d'Appello, il massimo organo della giustizia federale, e anche l'unico fin qui ad essere entrato nel merito della questione, spiegando chiaramente tutte le ragioni in favore della Vibonese.
Un appuntamento, settima edizione di Rende in Versi, il gran galà della poesia che ha ospitato nel tempo più di 500 poeti provenienti da tutta Italia, l'evento definito il più prestigioso reading italiano dedicato alla poesia, in programma sabato 23 settembre alle 17 presso la Sala Tokyo del Museo del Presente a Rende. È patrocinato dalla Regione Calabria, dalla città di Rende e dall'Università di Trento. Il gran galà regala alla città momenti culturali di alto profilo, ha dichiarato la Presidente dell'Associazione Gueci di Rende, Anna Laura Cittadino, che ha organizzato l'evento dedicato alla memoria di Matteo Bonifacio, giovane docente universitario dell'Ateneo di Trento, prematuramente scomparso. Adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Esaurito la fase instabile sulla nostra regione, un cuneo di alta pressione spinge ora da ovest a garantire 2 giorni abbastanza soleggiati. Rimarranno tuttavia valori termici sotto la media del periodo grazie all'afflusso di correnti piuttosto fresche da nord. Nelle aree interne di valle, di notte o al prima mattino, si potrebbero toccare temperature minime anche sotto i 10 gradi. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata parziali annuvolamenti potrebbero interessare soprattutto il Catanzarese, ma senza fenomeni associati. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo ai mari e ai venti. Per domani sul Tirreno avremo venti deboli di direzione variabile, con mare quasi calmo poco mosso. Sullo Ionio ancora residua ventilazione da nord, con mare poco mosso nel settore cordonese, quasi calmo nei rimanenti settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata.